Buonasera, da Sicilia 24 i titoli del telegiornale. Lo Stromboli continua l'attività eruttiva ed è sempre in allerta rossa. Oggi vertice della Protezione Civile e il ministro Musumeci pronti ad agire se necessario per tutelare la cittadinanza. Catania ancora ricoperta dalla cenere dell'Etna. 5 giorni dall'emissione la pulizia per le strade non è stata completata. Pedoni costretti a equilibrismi per evitare le cadute. Il caldo africano avanza e per la Sicilia è bollino arancione per rischio incendi. Previste punte di oltre 40 gradi nelle zone interne dell'isola. Palermo protestano cittadini e associazioni per i danni ambientali provocati dagli incendi. Critica la situazione nell'Ennese con le fiamme che hanno divorato i boschi. Quel magazzino non lo devi affittare, le minacce, persino un attentato alla proprietaria di un locale a Canicattì, 3 arresti per estorsione. La sorpresa di ritrovare un piccolo delfino tra i bagnanti nel siracusano, prima le carezze di grandi e piccini e poi l'aiutino perché riprendesse il largo. Calciomercato, dopo Anastasio il Catania è pronto a ufficializzare D'Andrea, a Trapani arriva l'attaccante Udò. Ancora ben trovati, andiamo a Stromboli, è ancora allerta rossa e questa mattina c'è stato un vertice della Protezione Civile Nazionale con il ministro Nello Musumeci. Ha dichiarato siamo pronti ad ogni evoluzione. Ma sentiamo Francesco Triolo. Abbiamo l'obbligo di stare sempre in guardia, abbiamo l'obbligo di immaginare sempre lo scenario peggiore e augurarci quello migliore. L'eruzione dello Stromboli non si ferma, e così le parole del ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, arrivato sull'isola insieme al capo della Protezione Civile Nazionale Fabrizio Curcio, fanno comprendere come l'attenzione sia sempre alta. Musumeci ha presieduto un vertice con la partecipazione della prefetta di Messina Cosima Di Stani, del sindaco di Lipari Riccardo Gullo e dei rappresentanti delle forze dell'ordine, sottolineando come il comitato operativo serve proprio a monitorare il fenomeno eruttivo. Naturalmente tutto è legato alla necessità di dover intervenire. In questo momento l'ipotesi non esiste, ma bisogna stare molto cauti e attenti ed essere pronti ad ogni sviluppo, ad ogni evoluzione del fenomeno eruttivo. Il capo della Protezione Civile Nazionale Fabrizio Curcio invece ha sottolineato come sull'isola adesso sono circa 2000 le persone presenti e come l'evacuazione è un'eventualità che si sta pianificando, anche se si spera non ci sia la necessità. Proprio il clima d'allarme preoccupa soprattutto i residenti per le ripercussioni economiche sul fronte turistico, preoccupazioni espresse durante l'incontro con una delegazione di cittadini. È chiaro che i divieti non sono frutto di un capriccio, vengono adottati in una determinata condizione. Siamo in una fase di allerta rossa e non possiamo non tenere conto della necessità di salvaguardare il diritto alla sicurezza di tutti. Stiamo mantenendo un profilo basso appunto per non danneggiare i turisti, questa è un'isola meravigliosa che va vissuta soprattutto nei mesi estivi, ma tutto quello che stiamo facendo è assolutamente doveroso, necessario e irrinunciabile. Adesso ci occupiamo dell'Etna e dell'eruzione che ha dato spettacolo in questi giorni. L'eruzione proveniva dal Voragine, uno dei crateri più importanti dell'Etna che, come ci spiega il vulcanologo Viccaro, è collegato ai condotti centrali e al magma profondo. Lo ha intervistato Orazio Longo. Professor Viccaro, perché è così importante quando, si muove il cratere Voragine? Il cratere Voragine ha un'attività che è decisamente meno frequente rispetto al cratere di sud-est che negli ultimi anni, decenni, ha tenuto la scena in zona sommitale. Quando entra in attività ha sempre un significato vulcanologico importante.
Si possono ricordare ad esempio gli eventi del 64, ai quali sono seguiti nel 68 l'apertura della Bocca Nuova e nel 71 la formazione del cratere di sud-est, quindi un'importante modifica dell'assetto tettonico della zona sommitale. La voragine ha la capacità, come evidenza, quella di essere in grado di movimentare magmi molto profondi nel sistema di alimentazione, volumi importanti, si parla dei condotti centrali. Dobbiamo stare preoccupati? No, non è una questione di star preoccupati, però sicuramente da un punto di vista vulcanologico la riattivazione della voragine ha sempre un significato importante. La strada che prenderà il vulcano è da capire nel corso, attraverso anche gli studi che sono già in corso, che stiamo svolgendo. E Catania è ancora alle prese con la cenere vulcanica, la raccolta va a rilento e ci sono ancora parecchi disagi per gli abitanti. Tonino De Mana. Mi dispiace dirlo perché è la mia città, ma in questo momento fa schifo. Lo sfogo di questa signora la dice lunga sullo stato d'animo dei catanesi, che passano da un'emergenza all'altra. Questa volta a creare grattacapi è la cenere vulcanica caduta copiosa il 4 luglio scorso. A distanza di 5 giorni è cambiato ben poco, con strade e marciapiedi ricoperti dalla coltre nera, prove di equilibrismo per i pedoni. L'obiettivo è evitare rovinose cadute. Sì, un po' di equilibrismo c'è, ci alleniamo. Pensavo che già fosse stata spazzata, invece ancora no. Eppure sono passati 5 giorni dall'eruzione dell'Etna su Catania e ancora è pieno di cenere. Purtroppo è così, la nostra politica è un pochino lenta. Non sono di questa, io non sono di Catania, però mi sono trovata in difficoltà. Politica lenta e passo lento per non scivolare. Infatti. Chiediamo come CIDEC un tavolo di emergenza alla prefettura di Catania per uscire da questo stallo, da questo caos, in modo da dare una risposta alla città. È impossibile che i turisti cadano a terra. Sul fronte della raccolta sono operative le isole ecologiche di Picanello e Trappeto Nord, mentre a Canalicchio e Nesima gli scarrabili continuano a ricevere tonnellate di cenere che solo da poco tempo è diretta negli impianti di Caltanissetta e Piano Tavola, che il comune di Catania ha individuato in extremis e con non pochi problemi per il conferimento della sabbia vulcanica. Poi, su disposizione dell'assessorato comunale all'ecologia, si passerà alla raccolta porta a porta dei sacchetti lasciati in strada. Si giustifica così il lento ritorno alla normalità per una città che al primo imprevisto piomba nel caos. Insomma, siamo di fronte all'ennesimo polverone. E siamo di fronte anche a un'ondata di calore, l'ennesima per questa stagione. Il caldo africano si farà sentire, picchierà duro e la ripercussione per quello che riguarda gli incendi è quella che abbiamo già dalla protezione civile regionale, un bollino arancione per rischio incendi. Ci saranno possibilità di incendi, ci sarà possibilità di incendi di un certo tipo con la propagazione molto veloce delle fiamme, ma ci spiega tutto Angelo Gagliano. Caldo e afa fanno sul serio, l'anticiclone africano ha definitivamente conquistato il Mediterraneo e almeno per i prossimi 10 giorni dominerà la scena. In Sicilia i picchi più alti delle temperature, nell'entroterra si supereranno abbondantemente i 40 gradi. Niente break, come inizialmente previsto dai meteorologi, tra sabato e domenica la fornace africana alimentata da aria rovente proveniente dal Sahara potrebbe raggiungere l'apice, anche se i modelli più recenti elaborati dagli esperti prevedono che possa andare avanti, come detto, anche per gran parte della prossima settimana. E farà caldo anche di notte. L'afa sarà in progressivo aumento con tassi di umidità spesso elevati, soprattutto nelle zone costiere. Dunque crescerà la sensazione di disagio che inciderà sul sonno notturno. E in questo quadro si inserisce l'avviso di allerta arancione in tutta la Sicilia per il rischio di incendi e ondate di calore, pubblicato dalla Protezione Civile, che avverte su possibili incendi con elevata intensità del fuoco e propagazione veloce delle fiamme. E a Palermo oggi cittadini e associazioni hanno protestato proprio per i danni ambientali che sono normalmente provocati dagli incendi. Intanto resta critica la situazione nell'Ennese con le fiamme che a Barra Franca hanno divorato boschi e macchia mediterranea. Giusy Lazzara.
Hanno dato vita al coordinamento permanente metropolitano contro i disastri ambientali provocati dagli incendi. Un esempio di cittadinanza attiva non solo con le associazioni ma con i gruppi di cittadini che hanno protestato di fronte a Palazzo d'Orléans a Palermo. Non ci stanno a rivivere l'incubo dell'anno scorso, durissimo sul fronte degli incendi e dei danni che non hanno risparmiato una sola provincia della Sicilia. Chiediamo ancora una volta di parlare di prevenzione, non abbiamo visto in 11 mesi di pressione sulle istituzioni un vero e proprio piano. Qualche mese fa era stata inviata una lettera aperta alla Regione, sostenuta da un appello sottoscritto da centinaia di cittadini che hanno presentato anche una class action. Non c'è più tempo da perdere ed è urgente confrontarsi sulle misure prese per prevenire gli incendi e perché si apra un'inchiesta sui roghi in Sicilia. Dietro ogni incendio c'è sempre un interesse che varia di volta in volta. Il fatto che non ci sia anche un'investigazione sui luoghi percorsi dalle fiamme, non si ricercano le cause del perché solo in alcune zone vengono appiccati gli incendi, ma soprattutto non viene praticato la vigilanza attiva. Intanto è già allerta roghi. Le fiamme divampate nell'Ennese, incontrata a Bubutello, si dirigono verso Barrafranca, ma resta critica la situazione nell'intera zona sud dell'Ennese, da 2 giorni stretta in una morsa incendiaria. In fumo i boschi di Piazza Armerina e Val Guarnera. Alla cronaca, a Canicattì nell'Agrigentino, 3 persone sono state arrestate per estorsione aggravata da metodo mafioso. Uno di loro avrebbe minacciato la proprietaria di un magazzino a non cedere in affitto il locale, con minacce estremamente vibranti. Se no, diceva appunto in questa frase pronunciata, ti faccio la faccia tanta. Orazio Longo. Questo magazzino non lo devi affittare. Non un semplice consiglio, ma una minaccia bella e buona con tanto di incendio appiccato alla saracinesca per far capire meglio il concetto. Con l'accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso, 3 persone sono state tratte in arresto dalla polizia su delega della DIA a Canicattì nell'Agrigentino. Tra questi c'è anche Antonio Maira, militante già negli anni '80 della Stidda, destinatario di diverse condanne, tra cui quella più pesante nel 1986, che scontò fino al 2004 in Frittaglie con la pubblica accusa sostenuta dall'allora giovane magistrato Rosario Livatino. Le indagini erano iniziate ad aprile dell'anno scorso. Secondo gli investigatori, gli arrestati, al fine di preservare gli interessi economici del titolare di un'auto-officina, anch'egli arrestato, avrebbero costretto la vittima dell'estorsione a non concedere in locazione un magazzino di sua proprietà ad un soggetto che, adibendolo a sua volta ad officina meccanica, avrebbe potuto rappresentare fonte di concorrenza per l'altro. Così i 3 con fare minaccioso si sarebbero recati presso l'abitazione della vittima e il condannato per l'appartenenza alla Stidda avrebbe proferito frasi minatorie all'indirizzo della stessa, rimarcando la sua appartenenza all'associazione mafiosa. Inoltre uno dei 2 correi si sarebbe rivolto alla donna minacciando che le avrebbe fatto la faccia tanta se mai si fosse permessa di cedere in locazione il magazzino. Le indagini si sono avvalse anche delle dichiarazioni della vittima e dei suoi congiunti. Un detenuto di 67 anni, Giulio Rena, recluso nel carcere di Brucoli, ad Augusta, in provincia di Siracusa, è morto dopo che dal dicembre scorso era entrato in sciopero della fame e della sete. L'uomo condannato all'ergastolo protestava contro il fine pena mai, dopo che per diverse volte si era visto respingere la richiesta dei domiciliari. L'uomo, morto appunto domenica scorsa in ospedale dove era stato trasportato per le sue precarie condizioni, era stato sottoposto più volte al trattamento sanitario obbligatorio. E ci sono ancora tanti dubbi sulla morte della piccola Aurora, la bimba di 3 anni vittima di un incidente stradale domenica scorsa a Villabate. Sono tante le incongruenze nel racconto dell'incidente fatto dalla famiglia, indagati madre e padre della piccola. Manlio Viola. Chi guidava l'autovettura sulla quale ha trovato la morte la piccola Aurora Brusa di appena 3 anni? Come mai sono rimasti illesi tutti gli altri occupanti che non presentano neanche un graffio e soprattutto perché la famiglia non ha chiamato i soccorsi ma si è presentata direttamente in ospedale? A distanza di 3 giorni dalla tragedia di Villabate, le indagini invece di chiarire gli eventi sollevano 1000 nuovi interrogativi. Resta avvolto in una strana coltre misteriosa la morte della bambina. In base alle prime notizie, l'auto priva di assicurazione condotta da Rosario Brusa senza
senza patente perché sospesa dopo un precedente incidente, avrebbe avuto un guasto ai freni finendo contro un muro in via Nitta a Villabate. Nello scontro però a morire sarebbe stato soltanto la piccola Aurora. Incolume il fratellino gemello di 3 anni, il fratello maggiore di 15 ed entrambi i genitori. Ma gli inquirenti non credono sia andata esattamente così ed hanno iscritto nel registro degli indagati sia Rosario Brusa, che presentava un tasso alcolemico di 1,34 quando il limite è 0,50, ma anche la moglie Cetti Guarino. Proprio la moglie aveva un tasso alcolemico elevato, anche lei. In un primo tempo si pensava la mamma tenesse in braccio la piccola, ma gli inquirenti sospettano che invece alla guida potesse esserci lei. Si tratta però soltanto di supposizioni investigative. Al momento esistono solo dubbi e incongruenze nel percorso di ricostruzione dei fatti. Cosa sia veramente successo toccherà agli investigatori scoprirlo. L'unica certezza è che i drammatici fatti di domenica hanno portato alla morte della piccola Aurora, un angelo dagli occhi azzurri, come l'ha definita la zia consigliere comunale di Villabate in un doloroso post sui social. Ci fermiamo adesso, una pausa, torniamo tra poco per la protesta dei precari che sono addetti appunto alla Regione ai beni culturali. A tra poco. Seconda parte di Sicilia 24. Tornano in piazza i precari dei beni culturali e minacciano di paralizzare gli accessi ai siti e ai parchi archeologici in piena estate se appunto la Regione non provvederà alla loro stabilizzazione. Il servizio. Minacciano di bloccare siti archeologici e musei in pieno agosto in tutta la Sicilia. Sono i lavoratori ASU, precari ex socialmente utili dei beni culturali. Questa mattina sono scesi in piazza a manifestare sotto la sede della Presidenza della Regione. Per loro si attende la stabilizzazione entro l'anno, ma denunciano che la procedura prevista per legge non è mai partita, mentre per altri precari è già in corso. Abbiamo avuto già un'interlocuzione con la funzione pubblica, ad oggi tutto è fermo. Siamo nuovamente qua davanti alla Presidenza per chiedere fortemente al Governo di dare attuazione alla legge, stabilizzazione a 30 ore per i lavoratori dei beni culturali impegnati in tutta la Sicilia, siti archeologici, musei, soprintendenze. Siamo pronti al blocco totale dei siti da parte di tutte le sigle sindacali. Attualmente la situazione di custodi e portieri è complessa nei beni culturali siciliani. Il personale è insufficiente. Se venissero a mancare gli ASU, che rappresentano circa il 30% della forza lavoro, all'ingresso dei siti sarebbe la paralisi. Accogliamo 5 milioni di turisti all'anno, non accogliamo i turisti. 5 milioni di turisti all'anno. L'incremento in questi primi 6 mesi c'è stato un incremento del 15% in più rispetto al 2023. Parliamo di milioni di euro. Siamo i fessi della situazione, senza pagare INAIL, cioè non pagano niente con noi, ci pagano in nero. È bello così e continuiamo così, bella sta vita. In piazza questa mattina erano meno di 50, ma sottolineano come la loro vertenza sia dimenticata proprio perché sono pochi, ma comunque indispensabili per il funzionamento di parchi e siti archeologici. Una delegazione è stata comunque ricevuta alla Presidenza della Regione. Il Corpo Forestale della Regione Siciliana, su richiesta del Consorzio di Bonifica 9 di Catania, sta supportando i tecnici del Consorzio stesso nel controllo del territorio nella zona della traversa di Ponte Barca, Paternò nel Catanese. Lo scopo è verificare che i prelievi d'acqua corrispondano alla distribuzione oraria prevista e non si verifichino abusi né furti mediante l'impiego di pompe non autorizzati. I controlli che avete visto nelle immagini proseguiranno anche nelle prossime settimane. Voltiamo decisamente pagina. Un piccolo delfino curioso si è spinto fino a riva nelle acque del Siracusano, nuotando tra le gambe di tanti bagnanti che affollavano la spiaggia di Fontane Bianche. Lo vedete, una sorpresa inaspettata. I villeggianti non si sono fatti sfuggire l'occasione di accarezzare il piccolo delfino che sembrava cercasse quelle coccole e di filmarlo per poi condividere i video sui social. Una pet therapy gratuita dunque per grandi e piccini, tra carezze, abbracci, sorrisi e la gioia che può regalare nuotare a fianco di un delfino. Il cucciolo di delfino, molto probabilmente disorientato, è finito quasi sulla riva della spiaggia, ma è stato poi un bagnante ad accompagnare il cetaceo verso il largo. Ci fermiamo ancora, torniamo con il calciomercato a tra poco.
Siamo tornati in studio. Calciomercato. A Trapani arriva l'attaccante Udò, mentre il Catania potrebbe ufficializzare altri ingaggi dopo Anastasio. Sentiamo il servizio di Francesco Triolo. È un Catania molto attivo sul mercato. L'ufficialità di Armando Anastasio è stato solo un atto formale, perché l'accordo e le visite mediche del difensore lo scorso anno alla Casertana erano cosa nota già da giorni. È il terzo acquisto dei rossazzurri dopo il centrocampista Carpani e il portiere Adamonis. Per il difensore napoletano, contratto sino al 30 giugno 2027. È questione di ore anche per l'ufficialità di Filippo D'Andrea, l'attaccante del Cerignola, che dovrebbe legarsi al rossazzurro per 3 anni. La società è pronta anche a perfezionare l'ingaggio del centrocampista della Ternana Francesco Di Tacchio, sul tavolo un accordo per 2 stagioni. Continua inoltre il corteggiamento a Luca Verna, il centrocampista destinato a lasciare Catanzaro. Ufficializzazione anche a Trapani, che ha preso l'attaccante classe 97 King Udò, prodotto dai settori giovanili di Reggiana e Juventus. Lo scorso anno era il Gubbio, 11 gol in 34 gare di campionato. A Messina motori apparentemente spenti. Il presidente Sciotto sta risolvendo problemi di salute, ma nei giorni scorsi, insieme al direttore sportivo Giuseppe Pavone e all'allenatore Giacomo Modi, ha visitato alcune località per definire la sede del ritiro. Per il resto Pavone sta cercando di muoversi per la costruzione della squadra. In questo senso avrebbe bloccato il portiere Curtosì, classe 2004, lo scorso anno al Notaresco. Chi è già al lavoro sul campo è il Palermo. Nel ritiro di Livigno si è presentato Patrick Peda, il nuovo difensore acquistato la scorsa estate ma lasciato un anno in prestito alla SPAL. C'è attesa per conoscere il futuro di Brunori, mentre si attende l'ok per l'arrivo di Nicolau e Pierozzi. E prima di chiudere andiamo alle agenzie. Il palermitano Alessio Stagnitta della ASD Bowling and Games Palermo si è laureato campione d'Italia, la sua prima apparizione al campionato italiano, che si è disputato al bowling La Martesana di Milano. Grazie a questo risultato Stagnitta rappresenterà l'Italia al campionato europeo dei campioni, che si disputerà dal 20 al 28 ottobre a Bratislava in Slovacchia. Ed è con questa notizia che si chiude questa edizione di Sicilia 24. A tutti voi grazie per averci seguito e buona serata.